Indossi la scuzzetta perché le devo chiedere che cosa ha da raccontare al pubblico. Una bella notizia, signor Meno male, lei ha cominciato dicendo che io ero disoccupato, che non avevo lavoro, però... c'ho un lavoro, sì, un lavoro serio, meno male, in regola, mi pagano tutti i contributi, e questo sono è un entrato nel 118. Ah, bene, 118, 118. Che è importante perché è il soccorso come autista, pubblico. perché c'hai la patente. Quindi autista di ambulanza? L'autista dell'ambulanza. Lei c'ha la patente? Io ho la patente, certo, solo per 3 mesi, però intanto cominciamo, signor La Rosa. Si comincia. Si comincia. Lei la cominciamo a fare insieme per un anno? Sì. Noi avevamo 19 anni ora. È vero, ho cominciato col primo anno, sembrava che dovesse finire, e invece è andata avanti. Allora, mi trovo bene, però certo, sempre cose all'italiana dobbiamo fare. Perché dico, io faccio l'autista. Sì. Si chiama 118. Sì. L'autista sogno io che sogno uno. Sì. L'autista 117, uno solo. Ma che c'entra? Non è che si chiama 118 perché siete 118, ma che dice? Perché l'auto che fanno? Si picchiano sullo stipendio e basta. No, non c'entra. Non è. Dice perché sono entrato nel 118? 118 è il numero che si fa, il numero di perché sono entrato nel 118? Sì. Perché al mio paese, finalmente, grazie a Dio, sì, abbiamo aperto l'ospedale. Che non ce l'avevamo. È piccolo, è piccolino. L'importante è che funzioni. Ma non ne manca niente. Non ci manca niente, ci abbiamo anche ora il 118, l'ambulanza, sì. Che ci metto io l'ambulanza e ci ha messo io. Che vuol dire? Pippo Pisciaro si veniva un furgoncino. E allora? Me lo ha venduto a me in cambio di 1,5 kg da cambiale. Sì. Io con bello pennello, vernice arancione, ci fece su proprio spada, perché c'era un spada disegnato da un lato e un turnacchio dall'altro lato. Va bene. Ci disegnai una bella croce arancione, però vinne. Va bene. Rosa, e guadagno perché sono messo a viaggio. Quindi lei lavora viaggio dopo viaggio? Non stai io manco parcheggiata davanti all'ospedale. Siccome mia moglie ha la patente, non c'è un giorno che non esce e ne metto due su la macchina. La mattina come io ne esce perché ci voglio da presso. Ho capito, quindi lei viene utilizzato da sua moglie, ho capito. Ti e metto. Ho capito, quindi lui fa il pronto soccorso di sua moglie che crea il problema. E ci porta all'ospedale. Va bene, va bene. L'ospedale lo dico a tutta la Sicilia, perché in questo momento, se non era tutto finto, non avesse visto tutta la Sicilia. L'ospedale è piccolo, si chiama Ospedale Garibaldi 2 La Riscossa. Va bene, sì, perché esiste il vero Garibaldi e il nuovo Garibaldi. Il suo si chiama Garibaldi 2 La Riscossa, va bene. È piccolino però. Dottore Comitini, così. Non ne manca niente. No, niente. Abbiamo anche i medici. Come avete anche i medici? Scusi, in un ospedale cosa voleva? I medici, no? No, mi pare che c'erano solo i malati. No, vabbè. Ci sono anche i medici. Ci sono anche i medici. Noi lo stiamo portando avanti, perché gli ospedali se non lavorano, li chiudono. Certo. Cioè noi ne ricoveriamo, magari che non abbiamo niente. Ma no! Ma ricovero una volta io, una volta mia moglie, mia cucina Iaffio, mia cucina Graziella, ne abbiamo ricoverato. Allora, è vero che gli ospedali devono esistere laddove c'è bisogno, ma non è che voi dovete creare finte malattie. Ma creare movimento, signor La Rosa. Va bene. Certo, ora però noi del paese siamo troppo piccoli, non ci bastiamo. Perché quanti siete? Noi paese siamo 128. Ogni volta che a squadra del paese gioca fuori casa e noi andiamo a vedere la partita, all'ingresso del paese ci mettiamo un cartello. Torniamo subito. Sì. Perché siete tutti noi fuori. Noi abbiamo bisogno. Chi viene al paese non vi trova. Vabbè. Abbiamo bisogno di gente che per ricoverarsi scelga l'ospedale Garibaldi 2 La Riscossa del paese. Del suo paese, va bene. Stiamo facendo anche dei fatti promozionali ora. Cioè state facendo pubblicità all'ospedale? Entro il mese di gennaio. Sì. Solo per il mese di gennaio. Solo? Chi si opera di tonsilli ce l'uomo magari appendicite. Ma che? Solo per il mese di gennaio. Ma che c'è l'offerta speciale, scusi? Uno che entra per le tonsille si leva l'appendicite. Non si paga il tic. No? Non si paga il tic. Et. No, che è? Tic, 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 Tic. Non si paga. Non si paga. Perché? Ogni 2 ricoverati da stessa famiglia un terzo gratis. Certo, quindi ricoveratevi. Ma io dico, bella per una campagna promozionale forte, bravo. Dateci una mano. Dategli una mano. L'ospedale è piccolo. Sì. La settimana scorsa ricoverammo a Pippo Longo. Del paese, Pippo Longo perché è alto? Perché è alto? Sì. La testa era da cardiologia, i piedi c'erano i piedi da medicina erano. Talmente alto. La parte centrale, vuol dire, non era il reparto ostetrico, non volevano fare partorire. Ma che dice?
Perché è piccolino l'ospedale, Sì. signora Rosa, ma non ci stiamo io con l'ambulanza mi sistemai. Signora Rosa, c'è di dentro, c'è tutte le comodità. Dentro l'ambulanza. La barella chi roti? La La barella non ce l'ho. No. Mi inindo dall'agenzia di pompe funebri, mi desse un tabuto senza commoglio chi roti. C'hai i cavi elettrici che deve fare battere la batteria, nel caso che ci devo fare l'elettroshock. Shock, che è l'elettroshock? Che è un negozio di elettricità. Mi facesse Ma parlare. lo shop è una cosa, lo shock è un'altra cosa. Allora, c'hai i cavi elettrici, va bene. Che è l'elettroshock? Lo shop è shopping, comprare, acquisto, comprare, un negozio. Elettroshock. Shock. No, shock ci sarà lì. No, non la sto insultando, Elettroshock. Vabbè. C'hai questi cavi, non manca di niente, c'hai lo spirito, il cottone sciolto. C'hai magari in caso di mancanza di aria, che ti manca l'aria, c'hai la pompa. Anche. No, scusi. Ancora mi informare bene come funziona. Certo. La pompa come funziona, questa è la pompa che dà pedale. Ma perciò se Con uno si 4 sente... colpi unghi i rodi dei cani. E quindi come fa con i malati? C'è che la sonda, non saccio mai informare a quanto lei a fare, a 2, a 3, a 2 e mezzo. Ma voi rianimate i malati con la pompa a pedale, ma siete pazzi? Con l'ossigeno No, si però non rianima. in bicicletta a 2 e 9. A 2 e 9, E come è signora andata? Rosa. È impazzito, è diventato tanto. Che sua madre quando ho visto due piccini giunto tanto, mi dice, ma passata con l'ambulanza ci fece bene. Certo, si è Io trovo rianimato. più gaudo, più lungo, però mi devo organizzare, signora Rosa. Mi devo organizzare di stoppagli di sughero. In che senso, scusi, i tappi li devi usare perché? Perché troppa aria si perde. Certo. Me leva la vita. E quindi? Ci metto il tappo e diventa più pericoloso, perché poi devo stare attento, perché l'esplosione... Certo. Che l'altro giorno non mi recuperai a Alfio io. Ha dovuto recuperare altro. Ad Alfio, Ma ok? perché? Signora Rosa, c'è messo il tappo di sughero? Non saccio quando unghiai a 8, a 9, non saccio. Che c'è parte dello stoppaglio di sughero, Sì. non mi ruppe tutti i vetri dall'ambulanza. Tutti. Tutti i vetri dell'ambulanza. Vabbè.